Ben ritrovate, ritrovati. In questa pillola informativa parliamo di un particolare problema che sta tra l'altro creando difficoltà in questa fase di dichiarazione di redditi e riguarda la tracciabilità dei pagamenti necessaria, vincolante, per poter fruire delle agevolazioni sulle detrazioni fiscali. Attenzione bene, a detrazioni fiscali, non alle deduzioni. Cosa dice, cosa ha fatto il legislatore? Ha introdotto a partire dal 1 gennaio del 20 un vincolo che dice che la detrazione per gli oneri, poi vedremo meglio quali sono gli oneri e quali sono anche le aree critiche che stiamo vedendo come CAF, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario, postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, no? Il pagamento con carta di credito. Ci sono alcune, come dire, esoneri. La nuova disposizione non si applica, attenzione bene, non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, cioè tutte le spese sia che fatte in farmacia, in parafarmacia, ma relative a medicinali e dispositivi medici. Non è vincolante la prova del pagamento attraverso il sistema tracciabile. In pratica potete pagare in contanti l'acquisto dei medicinali, ma anche dispositivi come gli occhiali, piuttosto che i cerotti, piuttosto che le garze. Nonché, quindi in aggiunta a questo sono esonerate le spese di detrazione per prestazioni sanitarie rese dove? Nelle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi se andate a fare delle analisi piuttosto che una radiografia in una struttura pubblica o in una struttura privata accreditata, questo non ha vincolo di dimostrare il pagamento tracciabile. C'è stata una precisazione dell'agenzia che dice che per le strutture private non importa se io lì effettuo una prestazione, come dire, col ticket o in privato, quindi pagando interamente la prestazione. L'importante è che la struttura privata sia accreditata al Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti se non lo è, la cosa diventa necessaria la tracciabilità. Quindi, capito che questo mondo è esonerato, vediamo in concreto quali sono le spese che ci stanno creando dei problemi. Questa questione purtroppo è nata in velocità con la legge di bilancio relativa al 20 e non ha consentito, almeno per i primi semestri del 20, molte strutture ad adeguarsi alla modalità di raccolta del pagamento. Tanto è vero che la consulta di CAF da mesi aveva chiesto la possibilità di derogare nel 20 e di far partire la normativa dal 21. Purtroppo non è così e quindi stiamo adesso riscontrando delle difficoltà per riconoscere detrazioni che non sono state pagate con sistema tracciabile. Vediamo quali sono ovviamente le spese che particolarmente vediamo che la gente ha pagato in contanti, no? Perché credo che spese sanitarie diverse dai farmaci, dispositivi, possono essere complicate quando vado presso professionisti, il dentista, il fisioterapista o il veterinario. Se ho pagato la visita di 50 euro, 100 euro in contanti, questa spesa non è agevolabile nel corso della dichiarazione relativa al 20. Devo dimostrare di avere il pagamento tracciabile oppure la spesa che ho sostenuto, certificata dalla fattura, è indicato pagato con bonifico, con carta di credito. A quel punto va bene. Quindi, mondo delle spese sanitarie su professionisti. Attenzione, queste necessariamente devono avere il pagamento tracciabile. Le spese di istruzione, purtroppo le spese per la mensa, per il trasporto scolastico, no, al di là dei bollettini relativi alle tasse scolastiche chiaramente sono tracciabili. Se avete pagato la mensa presso vari soggetti in cui si ricaricava la carta per la mensa pagando in contanti alla tabaccheria piuttosto che altri sistemi, questo purtroppo non è agevolabile nel corso del 20. Altra questione critica sono le attività sportive dilettantistiche per i ragazzi, magari il pagamento settimanale, mensile dell'abbonamento è stato fatto con contanti e non, queste sono sempre spese detraibili e quindi di conseguenza necessitano la prova dell'avvenuto pagamento col sistema tracciabile. Altra criticità che abbiamo riscontrato riguarda appunto il trasporto, gli abbonamenti
se avete pagato, rinnovato l'abbonamento al trasporto pagando in contanti, anche questo purtroppo per quest'anno 2020, ma rimane in vigore la norma, quindi attenzione adesso se fate spese per il 21, ricordatevi sempre, se pensate all'agevolazione che potete fruire, di pagare con sistema praticamente tracciato. Queste sono quelle insomma, principali che vediamo, perché ovviamente l'acquisto dell'auto per disabili, il costo stesso della spesa vi indurrà sicuramente a pagare con sistemi con spese elevate, normalmente non si pone problema. Sono quelle spese magari che a fine anno sono consistenti, ma pagati a piccole somme, magari molti non fanno il pagamento tracciabile. Come si fa per la dichiarazione dei redditi del 20 e a sistemare e a recuperare il più possibile? Allora, innanzitutto, ripeto, se il documento che ho, tipo la spesa del dentista, la fattura indica la modalità di pagamento e mi dice che ho pagato con bancomat o con carta di credito, non ho bisogno di documentare nient'altro. La ricevuta, la fattura è sufficiente. Se non scrive assolutamente nulla, devo recuperare il pagamento tracciabile, che potrebbe essere la ricevuta del bancomat, la ricevuta della carta di credito, o se ho perso le ricevute del bancomat e della carta di credito, recuperare con l'estratto conto della banca o della carta di credito l'effettivo pagamento di quella spesa. O alternativa ulteriore è che il medico, il soggetto che è stato ricevuto, vi certifichi, vi scriva che sono state pagate con un sistema tracciabile, in pratica recuperando quello che vedo nel 2021 si sta sistemando, la maggior parte del 21 dichiara la modalità di pagamento, e quindi se è contante purtroppo non potete trarre nulla, se c'è scritto bancario oppure carta di credito non è un problema. Quindi si può sanare come? Documentando la prova o facendo scrivere nel documento che è stato pagato con sistema. Ovviamente se c'è scritto contanti purtroppo non è assolutamente agevolabile nel 20, ma nemmeno nel 21, perché ricordo la norma è in vigore. Quindi tracciabilità, ripeto, oneri detraibili, non riguarda per ora gli oneri deducibili. Ma attenzione, anche negli oneri deducibili la tracciabilità in molti casi era già obbligatoria. Pensiamo alle erogazioni liberali. Le erogazioni liberali, versamento alla Chiesa, piuttosto che alle onlus, piuttosto che ai partiti, deve necessariamente essere, lo era da sempre, con strumenti tracciabili. Quindi, insomma, purtroppo questo deve diventare un meccanismo insomma, diffuso, ecco, dal punto di vista del vincolo per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. Grazie.